Col trascorrere dei secoli, la tipologia delle produzioni si è via via adattata per soddisfare i bisogni sociali delle varie epoche, così come risulta dalla produzione figulina sarda, in massima parte orientata alla realizzazione di oggetti d'uso quotidiano come broccas, stangiadas, frascus, sciveddas, eccetera. Una produzione rustica quindi, ma raffinata ed elegante nel suo genere. Particolare interesse nella produzione figulina sarda assume Oristano, dove nel 1692 viene costituito il gremio dei figuli e redatto uno statuto dove erano descritte tutta una serie di regole inerenti alla produzione dei componenti del gremio. La produzione oristanese comprendeva anche elementi d'arredo architettonici, come i doccioni che, applicati alle cornici di gronda o al termine dei tubi pluviali, servivano a scaricare le acque dai tetti. Anche i famosi cavallini, interamente realizzati al tornio, posti sui tetti delle abitazioni, venivano prodotti ad Oristano ed avevano la funzione di portafortuna. Nell'intento di dare uno sguardo molto rapido alla produzione figulina sarda dei giorni d'oggi, partiamo pertanto proprio dal laboratorio di un ceramista che opera nell'Oristanese. L'artigiano ci mostra alcune fasi della realizzazione di un pezzo tipico della produzione di questa zona, la cosiddetta brocca pintada. L'opera, un vero e proprio simbolo della manifattura oristanese, richiede per la sua realizzazione una non comune perizia tecnica,